Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Concludiamo questa settimana con una puntata interamente dedicata alla salute. Questa sera parliamo di una patologia, di una problematica molto grave e, ahimè, soprattutto che si sta diffondendo sempre di più in tutta Italia e in tutto il mondo. Parlo del carcinoma al polmone. Questa sera cercheremo di capire che cos'è veramente, ma soprattutto cercheremo di capire qual è il percorso per curarlo e soprattutto qual è il percorso di prevenzione. E poi vedremo se ci sono dei falsi miti, delle false credenze da sfatare. Allora do subito il benvenuto alla nostra ospite Silvia Novello, ricercatore universitario dell'Unità Oncologica Toracica del San Luigi di Orbassano e rappresentante dell'associazione Walce. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Allora, ne parliamo stasera di questa problematica del tumore al polmone perché? Perché novembre è un mese molto importante per la sensibilizzazione. Come mai? A livello mondiale, come mai c'è bisogno di parlarne, di sensibilizzare? Cosa sta succedendo? Beh, è una patologia che sicuramente richiede informazione, per questo motivo la Global Lung Cancer Coalition ha deciso di dedicare un mese alla sensibilizzazione nei confronti del tumore al polmone perché rimane una fra le patologie, soprattutto in termini di mortalità, che colpisce di più rispetto ad altre malattie tumorali e quindi è necessario dedicarci un mese intero per poterne parlare di più, per poter affrontare quali sono le tematiche fondamentali per questa malattia e poterci capire qualcosa di più, anche perché essendo una malattia prevalentemente legata al fumo di sigaretta si tende spesso a non parlarne proprio perché si dice hai un tumore al polmone, hai fumato, è colpa tua e questa è la stigmatizzazione della patologia. Allora parleremo di tutto questo, parleremo di questo stigma che è un qualcosa da estirpare assolutamente, ma daremo anche qualche dato per far capire l'entità di questo fenomeno che è veramente da combattere a livello medico ma anche a livello nostro di prevenzione, dobbiamo stare veramente attenti. Allora iniziamo però a capire che cos'è, perché il tumore al polmone cerchiamo veramente di capire cosa succede alle nostre cellule nel polmone, se è solo il polmone che ne viene colpito o se poi si estende, quali sono i tempi, cosa succede nel nostro organismo? In linea di massima la malattia tumorale è legata ad un invecchiamento cellulare e ad una non capacità delle nostre cellule di riparare un danno. Questo può avvenire o può non avvenire nel corso della vita e può avvenire magari in relazione ad un fattore di rischio, nel senso che ci sono delle persone che fumano per una vita e che non si ammalano mai, ci sono persone che fumano e che si ammalano, ci sono persone che si ammalano per spostarci dall'ambito polmonare del tumore al seno e quindi in quel caso è un invecchiamento cellulare e un'incapacità di riparare un danno. Questo è quello che succede, cioè la nostra cellula ad un certo punto viene alterata, il meccanismo nostro di riparazione interna è come se avessimo tanti piccoli meccanici che sono lì per riparare il nostro codice genetico, in alcuni casi sono in grado di farlo, in altri casi no. Nel momento in cui il danno non viene riparato, queste cellule malate si moltiplicano e questa è la malattia tumorale. Ci possono essere delle malattie tumorali in cui il danno o la capacità di riparare questo danno vengono alterati da un fattore esterno, quali per esempio il fumo nel caso del tumore al polmone. Certo, certo. E allora abbiamo detto che è un fenomeno purtroppo in espansione, in crescita. Allora parliamo di numeri. Il tumore al polmone è uno dei 5 big killer, si chiama. Allora, tra i tumori e tra le patologie che in assoluto causano più mortalità, causa il 30% delle morti tra tutti i malati di tumore. Allora, questo bisogna ricordarselo. Stasera ovviamente noi non vi vogliamo spaventare, vogliamo anche parlare di tutti i progressi che sta facendo la medicina per curare questa patologia, ma vi vogliamo dire di stare attenti. Allora, abbiamo detto che abbiamo nominato tante volte il fumo. Allora, c'è una lotta che anche qui nel nostro salotto di Sette Sera stiamo facendo, è quella alle sigarette, a uno stile di vita che non va assolutamente bene. Stasera lo ricordiamo che il fumo non va veramente bene perché sì, è un qualche cosa che va ad alterare il nostro equilibrio organico, per cui ci avvicina anche al rischio di una patologia, ma è un qualcosa che poi in questi anni legato al tumore al polmone ha fatto sì che i pazienti fossero meno accolti dai medici, dagli psicologi, perché c'era un pochino di colpa anche in loro. Ecco, allora stasera cerchiamo di raccontare che questo non è. Lo facciamo prima di tutto facendovi vedere una testimonianza di una donna che si è ammalata di tumore al polmone
e che ha sentito il vuoto intorno a lei, perché era come se fosse colpa sua quella malattia, se la fosse procurata decidendo di fumare troppo. Allora vediamo subito la nostra piccola clip sul tumore al polmone e poi torniamo in studio e spieghiamo bene. Vediamo la clip. When someone is diagnosed with breast cancer, colon cancer, there's usually compassionate response. But with lung cancer, the response more often than not is the question, did you smoke? And it does more than just offend people and hurt their feelings. It hit me really like a ton of bricks. That was harder to take than the diagnosis that I had been told an hour previously. You know, oh, did you smoke? So cavalier about it. And I thought, how can you be so cruel? I've just been told I have lung cancer, and here you are blaming it on me. If I could speak to the general public about lung cancer, I would want them to know that anyone can get lung cancer, and that those who have lung cancer deserve compassion and equitable medical treatment. So I just want them to realize that lung cancer is the #1 cancer killer. Kills more than all the other major cancers combined, and yet it's the least funded of all the cancers. And I think this is because lung cancer has been underrepresented. We don't have the survivors. We don't have people advocating for this disease because of the shame and stigma associated with it. Eccoci qua, allora abbiamo sentito la testimonianza di questa donna. Prima è stato detto lei ha un tumore, poi le è stato detto ah ma lei fuma e lì ci si è un po' fermati. Allora fumo l'abbiamo detto non va bene, però si sta un po' rivalutando anche il percorso che c'è vicino al paziente, insomma non è veramente stata colpa sua, certo non ha fatto la scelta migliore, ma perché bisogna comunque lottare contro questo stigma? Ma come la paziente ha ben sottolineato, in quel momento c'è una necessità di appoggio da parte di tutti, in primis ovviamente da parte dei familiari, da parte degli amici e poi da parte del medico. Devo dire che la stigmatizzazione molto spesso viene proprio dai familiari, ma magari per un gesto di affetto estremo, perché per una vita hanno detto a chi avevano vicino non fumare, non fumare, quindi quando arrivano al momento della diagnosi questo elemento viene ulteriormente sottolineato. Voglio dire, ormai la malattia è presente, va affrontata, va curata nel migliore dei modi. La signora ricorda dei dati molto importanti, perché ricorda che il tumore al polmone è la prima causa di morte per cancro e lo è nei soggetti di sesso maschile, purtroppo lo sta diventando anche fra le donne, è la principale causa di mortalità per cancro, perché se pensiamo per esempio alla mortalità in Italia ogni anno muoiono intorno a 36.000 persone affette da tumore al polmone, è come se da un anno all'altro vedessimo sparire una città come Gorizia o come Aosta, la portata è questa, quindi è questo che dobbiamo ricordarci. 36.000 persone vuole anche dire, guardiamolo anche in termini di numeri più piccoli, una donna su 16, vuol dire 16 è proprio un numero piccolissimo, un uomo su 13, ecco, è veramente qui, è veramente un qualcosa a cui fare attenzione. Ancora una parola riguardando quello che si può fare, perché diciamo, facciamo vedere tutti i lati pericolosi, dannosi di una malattia del genere, ma anche quello insomma, che si può fare per recuperare. Allora, quando si ha una malattia di questo genere spesso si cerca il colpevole, per anni lo hanno fatto anche i medici, anche diciamo non i medici, le istituzioni, non destinando i fondi necessari alla ricerca in campo di carcinoma polmonare. Adesso c'è una rivalutazione di questa situazione, arrivano più fondi, ci sono ricerche più aperte, ci sono passi avanti anche in questo campo? Beh, direi che la ricerca ha fatto dei passi in avanti, ha fatto sicuramente dei passi in avanti per quanto riguarda la diagnosi e la terapia, purtroppo un po' meno per quanto riguarda la diagnosi precoce, perché come per altre malattie esistono alcuni esami che possono essere utilizzati per fare una diagnosi precoce, vedi la mammografia per il tumore al seno. Per il tumore al polmone esistono dei dati fortemente positivi in favore della TAC spirale senza mezzo di contrasto, di cui si parla molto. In realtà non è ancora supportata dal Ministero della Sanità e non è ancora diffusa a tutta la popolazione a rischio, quindi a tutti i fumatori,
fumatori, perché mancano alcuni dettagli, manca per esempio il dato quando iniziare a fare questo attacco, ogni quanto ripetere questo attacco e quando fare dei controlli più approfonditi, quindi ovviamente prima di diffondere un esame che comunque ha un'esposizione a radiazioni servono tutti i dettagli, come in passato è stato per la mammografia, il pap test e i test che si utilizzano per la prevenzione di altri tumori. La prevenzione unica rimane la prevenzione contro il fumo, quindi fare delle buone campagne contro il fumo nei soggetti giovani e poi delle campagne di interruzione del fumo è importantissimo. Gli ambulatori contro il fumo non sono delle realtà fantasma, esistono e vanno richiesti al proprio medico di base, perché è importante farvi riferimento, ma non soltanto pensando alla malattia peggiore di cui stiamo parlando, e quindi una malattia tumorale che sicuramente fa più paura, ma anche l'enfisema, la bronchite cronica, che sono malattie invalidanti, per non parlare poi di tutte le malattie cardiache, quindi la prevenzione primaria è sicuramente fondamentale. Quindi un percorso ottimo anche di educazione, dopo ne parleremo assolutamente. Abbiamo 30 secondi prima di andare in pubblicità, vorrei chiederle, visto che il fumo, comunque i danni ai polmoni sono qualcosa che poi limita la nostra qualità di vita, allora ci sono dei sintomi ai quali dobbiamo stare molto attenti, magari il respiro un po' più corto, una tosse frequente, c'è qualcosa che è un campanello d'allarme, non per dire mamma mia magari ho un tumore, ma per dire forse è il caso che io faccia una visita? Certo. Beh, quello che va detto è che non esiste uno o più sintomi per i quali io possa dire se c'è questo sicuramente hai questa malattia, però per esempio esistono delle cose a cui si può fare un pochino di più di attenzione, che sono la tosse. Allora un fumatore di solito tossisce al mattino, quello a cui fare attenzione non è quella tosse del mattino, ma è se questa tosse dovesse diventare più insistente, duratura nell'arco della giornata, se dovessero comparire delle striature, delle striscioline di sangue all'interno del catarro, dell'espettorato, se dovesse esserci una stanchezza che non si spiega con un aumento dell'attività lavorativa o fisica, o un dimagramento importante di nuovo che non si spieghi con una dieta o con uno stress che di per sé possono giustificare un dimagramento. Come hai giustamente detto, non necessariamente questo significa avere una malattia tumorale, ma significa magari parlarne con il proprio medico di base, fare una visita pneumologica, insomma porci un pochino di più di attenzione, a maggior ragione se si è dei fumatori o se si è stati dei fumatori. Fare un check-up, perché ricordiamo che la prevenzione è fondamentale, o se no una diagnosi precoce può veramente salvarci nella maggior parte dei casi. Allora adesso un pochino di pubblicità, però restate con noi perché continuiamo a parlare di questa problematica, però continuiamo a vedere tutti i percorsi per combatterla al meglio insieme, va bene? A tra poco.